per scugnizzi, casa balla tutto pizzo, troviamo un pizzo in pizzo, che ti fanno due carizzi, stretti mano vase e frizz, provo gusto e ti ci avvizzi, come tanta pirenizza, te ne scina schizza schizza fino a quando non scapizzi che stia a rompere scugnizzo, spassati capillo, mo te coglie e mo te per, quella che stia a rompere scugnizzo, casa balla tutto pizzo, dove dava un pizzo in pizzo, che ti fanno due carizzi, provo gusto e ti ci avvizzi, chiude sfrina e chiude al pizzo, come tanta pirenizza, te ne scina schizza schizza fino a quando non scapizzi che stia a rompere scugnizzi. E benvenuti ad un'altra puntata del Mondo che sorride della Scoop Travel, la vostra agenzia di viaggi che si trova nel cuore del Vomero, a via Bernini 9091 e a via Tino da Camaino numero 16. Ebbene, se ci state seguendo un po' nel corso di queste puntate, avete ancora una volta la possibilità di prenotare una crociera da sogno. Seguiteci per pochi minuti e capirete che cosa vi stiamo proponendo. Che cosa vi sto proponendo? Sicuramente la seconda crociera della musica napoletana che partirà dal 16 ottobre al 23 ottobre a bordo di una nave meravigliosa, l'MSC. Ne parliamo in studio naturalmente con il titolare della Scoop Travel, Francesco Spinosa. Benvenuto, bentornato. E poi con un'amica, lei è la signora della canzone, non solo napoletana, conosciutissima, la bellissima Monica Sarnelli. Ciao Monica, perché lei sarà una delle protagoniste della crociera, partirà, ebbene sì, felicemente, è vero Monica, è già la tua seconda esperienza in questa meravigliosa crociera, accompagnata anche da altri due artisti straordinari, quali Mario Maglione e Antonello Rondi. Allora, Francesco, da che cosa vogliamo partire in questa puntata? Spiegare ai nostri amici a casa che cos'è questa crociera? Allora, questo... E invitarli a telefonare innanzitutto, perché telefonando, perdonami, al numero in sovraimpressione 558-6222, prenotate la vostra cabina a dei prezzi straordinari. Dite di seguire la trasmissione su Televomero e portate a casa anche un meraviglioso kit da viaggio targato naturalmente Scoop Travel. Francesco. Allora, quello che volevo dire a tutti i telespettatori è che la particolarità di questa crociera e di questo evento, cioè con il gruppo dei miei collaboratori, perché questo bisogna dire, cioè l'idea è nata 2 anni fa quando Napoli versava in condizioni veramente disastrose, quindi grazie al supporto della MSC Crociere che mi dà una grande mano nella realizzazione di questo evento, ma anche grazie ai miei collaboratori che mi aiutano e mi stanno veramente aiutando molto nel realizzare questa crociera, quindi è un grande gruppo di lavoro. Nominarli, perché poi sono tutti giovani. Sono tutti giovani che si stanno appassionando ovviamente alla canzone napoletana, perché poi la cosa assurda di questa cosa è che molti ragazzi giovani ascoltano delle canzoni napoletane, molte interpretate anche da Monica, e pensano che siano canzoni nuove, recentemente scritte, invece sono dei grandi classici della canzone napoletana. Quindi questo fatto, unito al fatto che la Napoli stava veramente in situazione molto brutta, mi ha spinto l'anno scorso a ideare questo evento, che ripeto porto avanti con tutti i miei collaboratori, con i ragazzi del banco, con Carmine, il mio collaboratore che si è interessato degli audiovisivi, poi ci sono tutte le ragazze del banco, Clementina, Natalia, Marina, insomma sono tutti i ragazzi che mi stanno portando con loro in questa esperienza favolosa. E tu sei scontento, è vero? Io sono scontento perché sono anche diventato un po' vecchietto, quindi avere l'aiuto di tanti ragazzi, con Sonia, giovane. Stefania, Chiara, insomma, che danno una mano, mi portano insieme a loro e mi danno sempre nuove idee. Poi ci sono tutti gli amici che abbiamo ospitato anche nelle altre trasmissioni, tipo il professor De Gioia che cura tutto l'aspetto culturale insieme al signor Carlo Postiglione, e poi i 3 grandi artisti che abbiamo quest'anno con noi. Tu già l'hai introdotto. Che non sono degli artisti così presi a caso, attenzione, perché questa è una crociera che premia le eccellenze napoletane. Quindi i 3 artisti che abbiamo con noi sono le 3 voci, i 3 protagonisti che a mio avviso sul panorama artistico napoletano sono quelli che sono degni di menzione, come dire. Perfettamente d'accordo. Quindi abbiamo la ti ringrazio, ma insomma non è il caso, perché ci sono tanti altri artisti bravissimi. Sì, ma non li potevamo portare tutti con noi. Certo. Costavano troppo.
Quindi diciamo è questo, tra tutti i migliori artisti abbiamo per adesso scelto questi 3 artisti che a nostro avviso sono quelli che meglio impersonano e possono cantare in un pubblico internazionale, perché la crociera non è, ecco perché poi abbiamo scelto la location della nave, perché la nave non è solo, il pubblico che troveremo a bordo non è solo napoletano, ma è, come dire, è un pubblico cosmopolita, ci sono inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli, che apprezzano moltissimo la canzone napoletana e sembra che solo in Campania sta canzone napoletana sia in crisi. Invece no, tutti i grandi artisti prima o poi si cimentano con la canzone napoletana. Che poi è l'unico che capiscono, perché lo diciamo Certo, spesso in la queste lingua trasmissioni, napoletana. la lingua napoletana è l'unica cosa che si comprende sempre, vero Certo. Monica? Sì. È questo rapporto che si crea tra te e il pubblico, è così. Che poi insomma devo dire la verità, io ho già fatto la crociera appunto con Francesco, con la Scoop Travel, e devo dire che è stata un'esperienza veramente meravigliosa, perché sai Lorenza, si crea l'atmosfera giusta, il mare, insomma voglio dire la canzone napoletana, questo teatro meraviglioso, Bello. stupendo, pensa avevamo questo sfondo con un cielo stellato, sai che comunque la canzone napoletana deve anche essere contornata di un certo, poi come diceva pure atmosfera. Francesco in un'altra puntata che ho seguito, che anche la struttura tecnica è ideale, perché credimi, in quel teatro la musica si sente in maniera meravigliosa. E, insomma, Quindi per dirlo voi molto artisti, bello, sì. poi quest'anno partite con la MSC Sinfonia, che so che Sì, è una straordinaria. bella nave. strepitosa. Ma vedi sì, Francesco, bella. lei ha fatto proprio questo doppio DVD per te, per la crociera, perché tu parlavi giustamente delle ragazze che sentendo una canzone napoletana classica rivista dicono mamma mia com'è bella, senza sapere che fa parte del nostro patrimonio Certo, culturale. certo. Allora la Sarnelli, che Guarda, è a brava proposito- e bella, li ha raccolti in questo doppio DVD, è vero Monica? Sì, ho fatto questo CD, insomma un doppio CD di 32 canzoni che esce a prezzo speciale a 14,90 €. Ci sono tutte le canzoni insomma, che ho riletto, da Maruzzella, Soldato innamorato, Terra da mia. Che stasera, a me piace o blues, insomma sono tutti omaggi che ho fatto ai grandi autori della canzone classica napoletana e classica moderna. E a proposito di questa cosa che tu mi raccontavi, mia figlia ogni tanto mi dice mamma lo sai, ho sentito una signora che stava cantando la tua canzone, Maruzzella, che non è la mia canzone. Quindi insomma come vedi È vero. Poi, i insomma, giovani Monica tra i giovani pensano è che... conosciutissima ed apprezzatissima, quindi farai qualche brano di questi qua, del Certamente, CD. certamente, anzi, presenterò appunto questa mia collection, canterò insomma molte delle canzoni che fanno parte di questa Ma stiamo collection. vedendo anche live la bella Monica. Sì, io insomma mi trasformo, È vero. infatti spesso non mi riconoscono, ma non lo faccio apposta perché mi Lo piace. stesso Francesco non mi ti piace, riconosce, vabbè. mi piace bionda, bruna, poi non lo so, magari cambierò ancora. Insomma, Ma nel poi la cosa futuro. bella durante la crociera è che tutti gli appassionati di questi 3 artisti potranno stare tutta la settimana con i loro beniamini, è vero. quindi potranno prendere il caffè, le foto. farsi le foto con loro, insomma, quindi c'è tutta una settimana di vita a bordo, insomma, per Da condividere vivere, sia lo sì. spettacolo, che poi questa è una tradizione anche degli artisti americani, cioè gli sì. artisti americani a Broadway. Vabbè, gli americani sono... Sai che cosa fanno? Cioè alla fine dello spettacolo, mentre i nostri artisti si ritirano, invece gli artisti americani nel foyer del teatro si concedono proprio al certo. pubblico. Allora io sono americana, modo dico. Hai sbagliato? Quindi loro No, perché durante la settimana molti mi dicono ma che fai? Tu invece di andartene, No, di ritirarti, così. stai in mezzo. Ragazzi, ma io sono una di voi, ma non esiste no, proprio. ma gli insomma, artisti siamo sono del pubblico, napoletani, cioè gli ma- artisti è bello quando stanno a contatto con Sì. voi e non diventano, non si estraneano troppo. Invece durante la settimana di crociera è bello perché ecco gli appassionati di Monica, di Mario Maglione e di Antonello Certo, Rondi certo. vivranno con loro